Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, venerdì 16 dicembre. Ogni tanto una bella notizia, come potete vedere dall'immagine, la bonifica dell'amianto dei magazzini del sale, appunto dai saloni, sta continuando. Da quello che si vede i lavori sono andati avanti anche molto, tra l'altro, e ricorderete appunto avevamo pubblicato più volte della situazione veramente pericolosa in quanto il tetto ormai era crollato quasi completamente e con il maltempo i pezzi di amianto purtroppo si erano sparsi in giro e quindi con il grave pericolo per la salute, praticamente il pieno centro storico, poi tra l'altro ci sono anche delle attività, ci sono le barche da pesca, il diporto, eccetera, eccetera. E si spera che in un futuro magari non lontanissimo, chissà, magari prima della realizzazione del ponte della Fossetta e magari prima che gli americani facciano una base lunare sulla Luna e magari vengano riqualificati anche questi perché sarebbe bello che ritornino appunto a essere utilizzati visto che sono delle opere edilizie appunto ancora dell'epoca della Serenissima ed è un peccato vederli che stanno praticamente sgretolandosi sotto gli occhi giorno per giorno. Attualmente l'incidenza dell'influenza stagionale è di 14,01 casi ogni 1000 abitanti, oltre 68.000 i casi in Veneto nell'ultima settimana. Un'incidenza comunque alta anche se si comincia a registrare un primo calo. Per avere conferme sulla discesa dei contagi si deve aspettare ancora qualche settimana. La percentuale maggiore di cali di contagi si ha in età pediatrica, la più colpita tra le fasce di età da inizio stagione. I sintomi influenzali sono febbre, brividi, tosse, mal di gola, cefalea, dolori muscolari, astenia, naso chiuso e o naso che cola. Il fisico può essere debilitato e ciò può favorire la comparsa in concomitanza all'influenza di infezioni batteriche quali bronchioliti, otiti, polmoniti e sinusiti. Si raccomanda la vaccinazione gratuita per gli over 60, per i bimbi dai 6 mesi ai 6 anni, le donne in gravidanza e per chi è fragile con malattie croniche, per i caregiver e per chi lavora in ambito sanitario. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Nel servizio che abbiamo pubblicato di questa occupazione, in cui appunto io dicevo, in base alle informazioni che avevano dato in quel momento le persone che dicevano di avere, diciamo, che era a casa loro, che erano in affitto, che erano di proprietà praticamente, non in proprietà, insomma, che avevano loro questa casa e si sono trovati con i mobili fuori della porta e i vestiti fuori dalla porta. Abbiamo pubblicato quel servizio dicendo appunto è successo anche questo, anche con un certo dispiacere, un certo rammarico che succedono queste cose, insomma, vabbè. E successivamente però la signora che ha occupato quell'appartamento, che si è autodenunciata, ci ha chiamato, ci ha contattato e ci ha spiegato che lei risiedeva in un'altra casa sempre comunale in via Barbarigo, in questa abitazione non riusciva più a stare perché ha un bambino piccolo con una forte disabilità e anche il marito ha un altro problema di salute e praticamente l'ambiente, i medici gli hanno detto non può stare qui perché altrimenti la situazione sanitaria peggiora molto. Siccome lei sapeva che questa abitazione non era utilizzata, questo è quello che dice lei, però onestamente ci ha mandato tutta una serie di foto, di video che vedete dell'abitazione che onestamente, con tutto il rispetto di chi
chi dice che ce l'aveva è da mettersi le mani sui capelli, perché veramente è una situazione veramente. C'è un frigo con materiale putrefatto, si vede anche dalle immagini, tutta una serie di situazioni. Quindi questa signora dice: chiedo scusa per aver occupato la casa, so che non si deve fare e mi dispiace anche per altri che sono senza abitazione, però non è vero che loro avevano il titolo a occupare questo alloggio. Quindi anche io non ho il titolo, però io ho buttato giù la porta e mi sono autodenunciata, sono venuti la polizia locale, mi hanno fatto un verbale e dopo ci sarà il processo. Io ho fatto questo e quindi non mi sono trovata a non avere altra scelta, mi dispiace dirlo. Ecco, non vi faccio sentire l'audio, non vi faccio sentire, ma insomma, non ho dubbi su questa cosa. E di tutto questo, onestamente, il panorama che c'è è un panorama di disagio di queste famiglie che sono in questa situazione. Ovviamente non fa altro che stringe il cuore, vi dico la verità, stringe il cuore sapere di queste cose. Capiremo meglio se questi avevano titolo o non avevano titolo, che dicono sono stati buttati fuori di occupare quell'alloggio oppure non c'erano. Da come era messo dentro, francamente, con tutto rispetto, qualche dubbio ci viene, perché uno si abita in quella casa, cioè effettivamente è tenuto in maniera così. Per il momento è tutto, eventuali aggiornamenti in seguito. C'ho l'unico passaggio, mi dispiace per l'assessore Sandro Maragon che avrà le mani sulla testa per tutta la sfilza di rogne che si è preso prendendo, diciamo, l'impegno di gestire quell'assessorato, che insomma è una cosa veramente molto molto difficile per tantissime situazioni, veramente difficili, di tante persone che hanno bisogno, che hanno difficoltà, e veramente speriamo che questo Natale ci porti qualche buona notizia. Allora, siamo alla Camera, Pescheria Camera qua ai saloni, e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa pomeriggio. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Grande attesa per il concerto di Natale a favore dell'associazione Wildem di Chioggia, che si terrà sabato 17 dicembre alle 20:45 presso l'Auditorium San Nicolò in centro storico a Chioggia. Si tratta di un appuntamento all'insegna della musica messo in scena dall'associazione Amici Miei Singing Group APS, associazione impegnata dal 2018 nel territorio in diversi progetti benefici di prevenzione e di sensibilizzazione all'inclusione. Un'iniziativa all'insegna della musica e della solidarietà rivolta a tutti i cittadini. Si stima che in Italia siano migliaia le persone affette dalla distrofia muscolare, patologia per la quale attualmente non esiste una cura specifica. Contro questa patologia da anni la Wildem di Chioggia conduce una battaglia, e per questo motivo l'amministrazione comunale ha messo a disposizione dell'associazione l'auditorium a sostegno dell'iniziativa. Per quanto riguarda lo spettacolo, lo stesso è promosso dall'associazione Wildem di Chioggia con la collaborazione artistica dell'associazione Amici Miei Singing Group APS e delle scuole Obiettivo Danza e Crazy Body. Lo spettacolo, dal titolo Christmas Express, è una carrellata di brani natalizi con un cast di oltre 30 persone tra musicisti, cantanti e ballerini. Ingresso libero, ricavato della serata sarà completamente devoluto all'associazione Wildem di Chioggia. In Viale Vespucci, all'interno di un giardino, si trova un ammasso di alberi ad alto fusto, trattenuti da una recinzione che sotto il peso dei tronchi, dei rami e delle chiome si sta piegando, attorno alla quale recinzione è stata posizionata una transenna, probabilmente per vietare la sosta di qualche vettura. Non sembra quindi che l'area si trovi in sicurezza.
Tra l'altro si può richiedere che i rami di un albero che sforano il confine di una proprietà vengano tagliati, richiesta che va fatta dal proprietario del terreno invaso dai rami altrui. È una norma del Codice civile. Qui i rami invadono una strada pubblica e probabilmente la richiesta dovrebbe essere fatta dalla stessa amministrazione. Visto il rischio che corre chi passa in quel tratto di via Vespucci, che sia a piedi, in bici, scooter, auto o bus, sarebbe forse il caso di chiedere che l'area sia messa in sicurezza e vengano tagliati i rami che debordano, se non altro alleggerirebbero il peso sulla recinzione. Nuovi fondi per le infrastrutture in Veneto in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che cambieranno il futuro della montagna, cominciando con l'avere la possibilità di accogliere atleti e pubblico con un'edizione che resterà nella storia. Le infrastrutture che saranno riqualificate resteranno patrimonio per la comunità montana, ha affermato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, come per tutti i territori che ospiteranno le gare sulla neve. Lo sport sarà poi volano per altri sviluppi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti disposto la ripartizione di 33 milioni di euro per interventi di quella che viene definita Legacy Olimpica, coerentemente con gli indirizzi espressi dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse sono state stanziate nel bilancio 2021 dello Stato, ma non ancora ripartite. Serviranno a finanziare interventi di riqualificazione di immobili pubblici nei comuni che ospiteranno le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e saranno gestiti dalla società Infrastrutture Milano Cortina SPA per riqualificare edifici pubblici già esistenti che rimarranno poi a disposizione degli enti territoriali. Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 16 dicembre, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!